ritrovati a Edicola Friuli, siamo qui a Fagagna, oggi giornata di mercato e insomma come vedete il paese si anima. Oggi andremo a trovare l'edicola gestita da Oscar De Zorzi qui in via Umberto 45 e insieme al signor Oscar e naturalmente anche ai fagagnesi commenteremo quelle che sono le notizie pubblicate dal settimanale Il Friuli. Si parla di politica e già ci proiettiamo nel 2018 perché si terranno le elezioni regionali ma non solo, anche comunali. E allora chi si ricandiderà? Serracchiani e poi spuntano altri nomi, De Toni, Bolzonello, Illy, insomma chi più ne ha più ne metta. E poi si parla di alluvioni, Alessandro Di Giusto racconta quali sono i fondi e dove verranno investiti per mettere al riparo da eventi atmosferici devastanti la nostra regione. E poi qui proprio a Fagagna in questo fine settimana si terrà un evento particolarmente sentito che è stato rimandato proprio a causa del maltempo e quindi il Palio dei Borghi. E allora andiamo a conoscere il signor Oscar e vediamo con lui quali sono le notizie e come si sta qui a Fagagna. Buongiorno signor Oscar, da 12 anni dietro il bancone, 7 giorni su 7, 24 su 24? Anche no, 24 no, ma comunque sì, una bella tirata, buongiorno, una bella tirata. Da solo si è gettato in questa avventura? Sì, da solo, sì. Coraggioso, inconsapevole forse. L'edicola nel cuore del paese, perché comunque questa è una via centrale, è un osservatorio un po' particolare, come dico io. Privilegiato, sì, anche privilegiato, se ne vedono di belle, insomma, sì. La vita del paese. E l'edicola è un posto dentro il quale la vita del paese c'è, si vede. Lei è anche insomma istrionico e quindi fa la differenza. È un complimento, no? È un complimento. Quindi insomma anche immagino una clientela ormai fidelizzata e affezionata. Sì, assolutamente sì. Si vive su questo, insomma. Diventa anche un amico, sì. Senta, questa settimana parliamo di temi tosti. Questa settimana il Friuli dedica la copertina a una Deborah Serracchiani un po' con la faccia un po' perplessa e si sa che da tempo insomma la domanda che tutti vorrebbero conoscere la risposta è: si candiderà o no per le elezioni del 2018? Cosa ne pensa? Non lo so, guarda, noi siamo da anni in Italia in campagna elettorale fissa, regolare, quindi tutti i giochi sono speculativi. Rimarrà o non rimarrà dipende dalle decisioni che prenderanno in direzione del partito e quindi noi siamo in attesa che il Partito Democratico decida le sorti in una regione come altre regioni. Non è molto corretto, ma è la caratteristica della politica secondo me di questi anni, di questi ultimi anni. Senta, invece Fagagna, appunto siamo arrivati oggi non solo giorno di mercato ma anche insomma di festa paesana. Sì, la famosa festa degli asini, no? Salve. No, è una bella iniziativa tipica, ormai siamo arrivati a 127esima edizione, per cui sì, la festa che tutti attendono ogni anno. Come si sta a Fagagna? Benissimo, l'aria buona, è il tempo che non è, ma quello è in tutto il Friuli malmesso. E siete anche in festa, a parte il mercato questo fine settimana. Purtroppo hanno rimandato il Palio dei Borghi, però non avranno fortuna purtroppo dopo tanto lavoro. Ma è una tradizione a cui siete molto legati. Certo, sono 40 anni che fanno, quindi. E che coinvolge poi tutto il paese, quindi. Direi. Anche il Friuli in tutto, in giro. Già domani invece c'è una giornata forse un po' più giovanile, con teatro. Sì, È un paese di artisti questo. Sì. No, si inventano anche le cose, cioè sanno fare. Beh, insomma, Felicima Furlans l'avrete visto? Sì. E vi fa ridere? Ma certo. Sì. È bellissimo Fagagna, sono disponibili e bravi, gente che conosco che già. Senta, parteciperanno a vedere il Palio? Certamente, è una cosa che speriamo che duri perché col tempi che abbiamo qua un po' con gli anni. Però è una tradizione ormai. Ho capito io, ma sono tante tradizioni che vanno smesse, allora speriamo che duri. Senta, provo a fare anche una domanda di politica, perché ma lei mi dica così fuori dai denti. Allora, Serracchiani, oggi il Friuli ha fatto una copertina un po' anche così provocatoria. Serracchiani, allora, sì o no, rimani o te ne vai? E si parla ovviamente di elezioni del 2018.
cosa ne pensa, al di là della sua idea politica? Prima altri mi hanno detto magari dietro c'è il partito che deciderà, quindi non è libera di scegliere da Ma sola. certamente penso, io non sono politico, ma penso che non decide lei, sono gli altri che decidono, E quindi stiamo aspettando la direzione. è tutta un'attesa. Io penso che ho avuto fiducia sulla Serracchiani qualche anno fa, però la stessa fiducia non la ripongo in questo momento, quindi forse mi espongo troppo, però questo è il mio pensiero attuale. Senta, lei è di Fagagna? Non sono di Fagagna, ma sono abitante di Fagagna da 1 anno e mezzo ormai, quindi mi sento totalmente friulana. Beh, perché non è friulana? Sono veneta. Ah, e come si sta? Beh, qua a Fagagna è bello. Fagagna è bello, è un paese molto ricco di attività, molto coinvolgente, sono felice di essermi trasferita qui. Beh, siete anche nel pieno svolgimento di un evento festoso, molto tradizionalmente anche molto sentito qui. Molto sentito, molto coinvolgente anche per una non friulana e farò parte del palio anch'io, quindi. Perché Borgo? Real Pittsburgh. Ah, ok. Una domanda, visto che non sei friulana, Felicima Furlans l'hai vista, la serie televisiva? Bellissima, bellissima, molto divertente e si capisce. Sono partito del Friuli, o si è partito dal Friuli, perché non vuoi giocare al Va italiano. bene. Perché io sono furlano e non italiano. O si è partito dal Friuli a Disneyfans. E andai 81. Però, allora, visto che lui mi dice che robe lì, io gli faccio delle domande di politiche. Serracchiani, sì o no? Vi fate le copertine Io per me sì, 100%. Cioè, lui è d'accordo che si ricandidi? 100%. E tutti gli altri su. Diciamo si trova forse in una situazione un po' delicata, secondo me, la nostra Presidente. Mi auguro faccia la scelta più vicina a quelle che sono le sue intenzioni e probabilmente, secondo me, non si ricandiderà per il Friuli, punterà a qualcosa di più elevato, lasciami dire. Ma e quindi diciamo se non arriva la chiamata da Roma allora si ricandida di qua come una seconda scelta secondo lei o? Secondo me, come ti dico, la sua intenzione è quella di andare a Roma. Se non dovesse arrivare la chiamata da Roma, secondo me lascerà stare, passerà la mano a qualcun altro. Penso che aspetti direzione da Roma, secondo me. Prendi 100 lire, metti così che cosa fa, no? Prendi, Testa e sì, croce? facciamo testa a croce, cosa dice? Testa? Testa. Ma cosa dice testa? Allora si ricanderà allora, cosa vuole? E se non si ricandida lei c'è chi dice ma è già pronto il numero 2 Bolzonello, cosa ne pensate? Ma onestamente lui è di Pordenone, ha tenuto tanto a Pordenone mi sembra, no? Beh, comunque non si sa, vedremo. Ma i friulani, no, qua, Telefriuli, no? Siete Telefriuli? Sì. Allora un friulano, cerchiamo un friulano da mettere, no? Allora si fanno i nomi, adesso lei si arrabbierà, si fanno i nomi di, aspetti, Bolzonello, Illy, esatto, che di dov'è? Trieste. E De Toni, il rettore dell'università, sono indiscrezioni, però un furlano non deve. Ma allora, io ho detto una roba, io ho chiamato furlano, no? Ma è possibile che noi lavori, Savino non mi lavorano? Dico bene, e Savino non mi lavora, poi a tasse se lavora, e comandi chi altri, se fai ben chi altri, non io, non si può andare così, dai, Adesso siamo nel periodo della festa, del palio, cosa le sembra? Un paese vitale? Certo, c'è bisogno di tanto però ancora, secondo me. Come un po' dappertutto, però mi sembra che ci sia molta attività, anche fermento culturale. Sì, abbastanza iniziative, c'è poco seguito secondo me. Oggi a Fagagna è giorno di mercato e abbiamo qui uno dei, insomma, un operatore. Sì, buongiorno, sono Stefano Cuttini. Io opero qui a Fagagna da tanti anni ed è un mercatino piccolino di paese a servizio più che altro degli anziani, dei cittadini del posto. Ecco. Poi ci troviamo bene, a parte non c'è molto lavoro, ma comunque si va avanti. Però insomma è comunque per un paese il mercato è un appuntamento. È una cosa che è molto ben gradita perché è un servizio che la cittadinanza accoglie volentieri, guai se non ci fossimo, insomma, perché non tutti possono permettersi di farsi chilometri in macchina e andare a cercarsi la maglietta o più che altro la frutta, la verdura e tutto il resto, insomma, ecco.
Siete un po' la risposta sicuramente controtendenza al proliferare, no, di centri commerciali e cose. Ma certo, cerchiamo di resistere ancora, nonostante tutte le normative che stanno venendo fuori, ci vogliono proprio distruggere. Sì, praticamente la grande distribuzione ci vuole sotterrare, ma noi resistiamo, diciamo, finché possiamo, tutto qua. Senta, lei non è di Fagagna, immagino. No, io sono udinese. Udinese doc. Però in questo fine settimana qui insomma c'è un po' di festa, in realtà è stata rimandata, il tempo è un po' così in bilico anche questo fine settimana, però cosa ne pensa anche degli eventi che organizzano in un paese come questo? Beh certo, quella della festa di Fagagna qua è una manifestazione che diciamo è da tanti anni che c'è, mi pare che sono 20 anni, adesso non me lo ricordo bene. È una manifestazione che richiama parecchia gente, le tradizioni vanno mantenute secondo me, ecco, perché va bene anche tutta la globalizzazione, ma se non siamo più né italiani né friulani e le nostre tradizioni le lasciamo andare, alla fine è colpa nostra anche, no? Edicola Friuli finisce qui, grazie quindi al signor Oscar De Zorzi per averci fatto entrare nella sua edicola e naturalmente ai fagagnesi. Grazie a voi e buon lavoro. L'appuntamento è sempre per venerdì prossimo e questa volta saremo a Cusignacco.